nella zona play-out e che oggi ospita la seconda forza del girone A, il Vicenza di Stefano Vecchi, negli ultimi 90 minuti di quest'anno, il 2024 che sta per terminare. Buon pomeriggio da Gorgonzola, un saluto da Alessio Colombo. Il Natale qui è arrivato con qualche giorno d'anticipo qui a Gorgonzola, dove la Giana mercoledì si è fatta un gran bel regalo anticipato di Natale, battendo 3-0 l'Avellino e conquistando la semifinale, la prima storica semifinale di Coppa Italia Serie C. In campionato però c'è da dire che le cose non stanno andando così tanto bene, perché la squadra di Chiappella non vince da un mese, solo 2 i punti nelle ultime 4 di campionato, grazie a 2 pareggi contro la Pergolettese, contro la Virtus Verona, e poi lo scorso weekend c'è stato il KO proprio qui in casa al Comunale contro l'Alcione. Nel milanese qui a Gorgonzola arriva un Vicenza che sicuramente sta facendo tutt'altro tipo di campionato, ha bisogno di ritrovare continuità anche se ha perso solamente una delle ultime 11 partite. Lo deve fare dopo la bella vittoria contro il Trento, grazie alla tripletta di Rolfini, che è tornato a mordere il campionato con i suoi gol. E oggi Lane ha una buona occasione per consolidare il secondo posto e salutare bene un anno solare che, al di là di alcune occasioni perse, così possiamo dire, vede comunque la squadra di Vecchi tra le più forti della categoria. Ha dominato insieme al Padova a fasi alterne il gruppo del Nord, è stata protagonista anche per quanto riguarda la finale playoff persa con la Carrarese, ma comunque insomma sicuramente stiamo parlando di una squadra di altissimo livello che tra l'altro oggi ritrova, almeno per quanto riguarda la panchina, giocatori del calibro di Ronaldo e Ferrari che tornano a disposizione. Poi probabilmente li rivedremo a regime da metà gennaio in poi, vedremo se ci sarà spazio anche per rivederli subito dopo le feste. Vi ricordo che la Serie C si ferma per una settimana e mezza, dopo questo weekend si tornerà con il weekend della Befana dal 4 al 6. In attesa delle squadre andiamo ad anticipare un po' i 2 schieramenti. La Giana che si schiera con il 3-4-1-2, Mangiapoco in porta. Ecco le squadre che stanno arrivando adesso. Davanti a Mangiapoco ci sono Colombara, Scaringi e Alborghetti. Il centrocampo a 4 con Cafferri a sinistra, Previtali a destra, Nichetti e Marotta sono i 2 centrali, e poi c'è la Mesta che gioca dietro a Montipò, che ha fatto molto bene mercoledì contro l'Avellino, la doppietta in Coppa per lui, che 4 gol li ha segnati tutti in quel torneo. E poi c'è Stöckler che invece di gol ne ha fatti 5. Da ricordare anche il fatto che la Giana ha perso ufficialmente l'altro attaccante di ruolo, sia Michele Trombetta, che ha rescisso il contratto con il club di Gorgonzola, anche perché dovrà giocare la Kings League, ma per il momento si è accasato al Forlì. Vicenza che risponde a specchio, il solito 3-5-2 con il trequartista, anche qui per quanto riguarda la squadra di Vecchi, che deve fare a meno di Carraro, lo stesso 11 che abbiamo visto contro il Trento, sia con Fente in porta, Cuomo, Sandon, Leverb, i 3 difensori, Zonta con Della Latta, Rossi e Costa per quanto riguarda il centrocampo, poi Rolfini con Morra davanti e Della Morte a fare da supporto come trequartista in questa partita. Avete visto, e le vedete anche qui nell'inquadratura stretta, all'ingresso in campo i giocatori di entrambe le squadre sono stati accompagnati dalle bimbe dell'Under 12 femminile, ovviamente della Giana, che fra poco mostreranno, eccolo qui, un cartello alla tribuna per augurare buon Natale a tutti i sostenitori, tutti gli appassionati non solo della Giana ma anche del campionato di Serie C. Eccola qui questa bella iniziativa per un club che comunque si conferma sempre attento ai suoi giovani, alle sue giovani, e promuove veramente una gran bella atmosfera di calcio e non solo. Diventa poi motivo
per aggregarsi e stare attorno a questi colori che regalano tante soddisfazioni. La Giana quest'anno ha fatto già un'altra impresa contro l'Avellino, deve correggere qualcosa in campionato, ma insomma sono tanti motivi di soddisfazione per la squadra di Chiappella, che già l'anno scorso ha fatto qualcosa di storico e adesso si regala anche una bella fotoricordo prima di terminare il 2024. Gara che sarà diretta da Simone Gausolino della sezione di Torino, 12ª direzione stagionale per lui, terza nel girone A di Serie C. Assistenti Davide Fedele e Cosimo Schirinzi. Quarto ufficiale Gianmarco Vailati. Tutto pronto in total black, il Vicenza è pronto a dare il via a questa partita. Muoverà il primo pallone della gara proprio l'11 di Stefano Vecchi. Tra l'altro finiamo l'anno con la 20ª giornata, la prima di ritorno. All'andata finì 2-2 tra Vicenza e Giana, segnarono i due centrali per quanto riguarda la squadra di Chiappella. Furono Piazza e Ferri. Si parte, adesso sì, è cominciata con un paio di minuti di ritardo. Giana-Vicenza. Subito il pallone a cercare della Latta, per lui fino a questo momento 3 gol. Lui che tra l'altro l'anno scorso giocava nella Carrarese e ha battuto il Vicenza in finale dei playoff. Quest'anno gioca con la maglia dell'Ane, è rimasto in Serie C. Pippo Costa batte all'indietro il fallo laterale. Dopo una trentina di secondi, possesso per il Vicenza. Rischia tanto qui con Fente, che riesce comunque a trovare Sandon, che adesso riparte dal possesso con Leverb. Abbiamo parlato di Coppa Italia poco fa in apertura di questa telecronaca. C'è da dire anche che venerdì, ossia un paio di giorni fa, la Giana ha scoperto anche la propria avversaria nella semifinale di Coppa. Si giocherà un posto all'ultimo atto per poi provare a prendersi il trofeo. Se lo giocherà con il Caldiero Terme. L'altra semifinale sarà Trapani-Rimini. Gare che si disputeranno tra il 22 di gennaio e il 12 di febbraio. Palla dentro, allontanata dalla difesa della Giana, che prova ad uscire con Marotta. Lancio subito in avanti a cercare Stöckler, è uscito con Fente, ha fatto molto bene perché si stava spalancando una porta invitante per l'attaccante danese. Alborghetti gioca a sinistra come braccetto di sinistra Colombara, quindi fa quello di destra con Previtali largo, e da questa parte chiaramente Cafferri. La rimessa è proprio per la squadra di Chiappella. Della Morte prova a fare un gioco di gambe, non gli riesce totalmente, ma attenzione perché sta per diventare buona per Zonta. Poi devia il pallone il 29, ex Taranto. Della Morte torna indietro. Rossi guarda dentro l'area il capitano Della Morte, crossa lui, il pallone che è arrivato della Latta, ma c'è la segnalazione di Gausolino che ha fermato tutto. Sarà calcio di punizione per la Giana. Tra l'altro, ancora parlando di Coppa Italia, è stato sorteggiato anche l'ordine della doppia finale, con i primi 90 minuti che si giocheranno in casa della vincente di Giana Caldiero, quindi si giocheranno al nord. Il ritorno davanti al pubblico di Trapani o Rimini, insomma centro-sud o isola in generale. Sarà comunque interessante, con il Trapani che è probabilmente favorito, anche senza il probabilmente, ma ci sono dei valori molto importanti anche per quanto riguarda Giana e Caldiero, che sono le vere sorprese di questo torneo. Stöckler la prende, la aggancia con la calamita, poi calcia di destro e trova il calcio d'angolo. Bella azione di Stöckler, l'unico attaccante di ruolo per Chiappella. E insomma, se gioca così ci si può fidare. 5 gol, non segna da 4 partite, però ha conquistato
il primo giro dalla bandierina da destra per la Gian Erminio. Partono da lontano i giocatori di Chiappella, c'è Scaringi che è l'uomo più avanzato dentro l'area. 6 saltatori, schema basso con Marotta. Vediamo se arriva adesso il cross da destra, sì, arriva sul secondo palo e c'era proprio Stöckler che rincorre il pallone, lo mette a terra. Alborghetti non ci arriva, l'anticipo di Pippo Costa, non sono così sicuro che l'abbia toccata per ultimo, però Alborghetti. Stöckler è sempre da quelle parti, ricomincia da Colombara, con una bella atmosfera oggi, anche per merito dei tifosi del Vicenza, come sempre sono tanti, c'è una grande letteratura sui tifosi del Vicenza in questa stagione, nella scorsa, in maniera positiva chiaramente per il supporto che stanno garantendo alla squadra di Vecchi, anche in partite non di cartello. Per esempio oltre 9.000 persone sono andate a vedere al Menti Vicenza Pro Patria, che logicamente non è una delle partite più in vista nel calendario dell'Ane, ma questo ci fa capire quanto sia l'attaccamento dei tifosi biancorossi a questa squadra, che è chiaramente abituata a palcoscenici perlomeno da Serie B, e là vuole tornare, anche se non sarà semplice. Sono 8 i punti di distanza con il Padova, che gioca in contemporanea a Trento in quest'ultima del 2024. Fausto Rossi, Cuomo ha un po' di spazio per crossare dentro, Morra ci è arrivato col destro quasi di controbalzo, mangia poco, l'ha presa senza problemi, ha difeso molto bene la porta della Giana anche in settimana contro l'Avellino. 2 clean sheets per lui in campionato classe 2004. Qui Confente non l'ha colpita propriamente bene, Della Morte prova una suolata che diventa più che altro una tacchettata al pallone, rimessa per la Giana. Batte lungo Alborghetti, subito a cercare Montipò. Della Morte diventa buona per lui, c'erano 2 compagni a terra ma lui continua, e poi se la fa rubare, arriva Zonta, la rimessa dovrebbe essere ancora della Giana. Arriva di testa Montipò, Zonta, questa volta la cieca, a cercare Claudio Morra. Rossi si gira e trova spazio, trova soprattutto Della Latta che prova l'apertura panoramica per la corsa del Cobra Rolfini, ancora non trovato dai compagni fino a questo momento. Esce bene la Giana con grande intelligenza tecnica ma soprattutto pazienza. C'è spazio a destra e allora sale Previtali, cross dentro per Marotta, sul secondo palo la prende Cafferri, poi si va sempre per vie centrali. Nichetti, che oggi fa 28 anni, vuole regalarsi un altro bel risultato. La Mesta torna proprio da Nichetti che prova un cross improbabile, direi, perché aveva 2 giocatori davanti. Rossi lo ha schermato in fallo laterale. Si muove la Mesta, 4 gol per lui, tutti su calcio di rigore. Numero 10 che da quel punto di vista è stato infallibile. Rossi l'ha recuperata, verticalizza subito verso Claudio Morra. Finisce a terra, il fallo però l'ha commesso lui perché l'ha presa con le braccia. Sperava, già pensava, era quasi sicuro di
essersi conquistato il calcio di punizione, ma evidentemente non è così. Riparte da mangiapoco la Giana, che come sempre deve quantomeno accettare il pressing altissimo del Vicenza, che vedete porta 5 uomini a dar fastidio ai 5 nell'impostazione della Giana, che adesso esce con Stöckler. Il tocco di Montipò, la rimessa per la squadra di Gorgonzola. Toccata con il braccio qui della Morte, 5 gol anche per lui, uno dei giocatori fondamentali di questa squadra, un ragazzo con delle qualità veramente sopraffine. Di testa Stöckler, prova a tenerla in campo qui la Mesta, sarà calcio d'angolo. Secondo corner della gara per la Giana, l'ha conquistato in questo caso Previtali. E arrivano i soliti in area, ma anche sul punto di battuta. Ferri rimane lì con la Mesta. Marotta sempre al limite, che è una soluzione nemmeno così sconsiderata. Si prepara la Mesta con il sinistro che arriva a mezza altezza, rimane lì, poi Montipò, sempre pericoloso, si dispera Stöckler. Era una grande occasione per la Giana, con Montipò che è andato vicino al terzo gol in 4 giorni. L'ha forse anche sfiorata Stöckler poi in qualche modo della latta, l'8 contro l'8. Ha avuto la meglio quello del Vicenza. Altra rimessa al Borghetti dentro l'area, il velo, questa volta Marotta ha provato la giocata morbida, non ha trovato nessuno. La Mesta, che pericolo per la difesa dell'Ane, che allontana con Fausto Rossi, e poi si prende il fallo. Capitano del Vicenza in qualche modo se la cava, ma da quello che abbiamo visto in questi primi 11 minuti e anche da quello che abbiamo visto mercoledì con l'Avellino, quello che effettivamente abbiamo capito, che la Giana, nonostante non abbia dei veri attaccanti se non Stöckler, adesso gioca Montipò praticamente da prima punta, Stöckler sa fare anche la seconda, ma insomma si capisce che questa squadra sulle palle inattive e nelle mischie centro area può essere veramente pericolosa, perché ha dei giocatori che hanno dei guizzi interessanti. Montipò l'ha fatto vedere con la doppietta contro l'Avellino e in generale i 4 gol in Coppa Italia Serie C. Oggi vorrebbe aprire il conto anche in campionato, vedremo. Costa telecomanda su Rolfini, poi il petto di Della Latta, si gira, trova Zonta, punta l'avversario, gli sbatte addosso e conquista il primo corner della gara anche per il Vicenza. Ha resistito Previtali, che ha rischiato anche di prendere il pallone in luoghi dove fa molto male, e si prepara Costa. Vediamo intanto anche bello scorcio del settore ospiti, praticamente tutto esaurito a Gorgonzola. C'è Della Morte al limite, Costa va dentro l'area sul primo palo, poi il pallone che arriva sul secondo, ma nessuno a colpire, e allora esce Montipò, torna Costa, lo anticipa e si prende anche il fallo. Gran lavoro di Pippo Costa, che partiva dalla bandierina del calcio d'angolo, si è fatto quasi 50 metri per anticipare Montipò, soprattutto per rimontare. Palla dentro, Morra al volo col destro, alto ma non di molto.
Rivediamo un po' il tutto. No, non da qui, ma insomma un'azione di riconquista veloce del Vicenza, cross subito dentro a cercare Morra o Rolfini. C'era Morra che ha provato a colpire. Si stanno alzando i ritmi e questo è merito anche del Vicenza, che logicamente ha cominciato a giocare. Sandon, Leverbe, non si deve complicare la vita, torna indietro da Confente. Della Morte diventa buona per lui, cerca un po' di spazi, ha 4 uomini davanti. Della Latta, palla dentro per Morra che prova a girarsi, poi la riprende, va a terra in area, è ancora sua Della Latta. Tacco per Costa, buona anche per il 32 che scava dentro l'area, non trova nessuno. Rolfini a terra, vorrebbe il calcio di rigore ma si continua. La Mesta non passa, buona copertura di Fausto Rossi. Deve tornare adesso la squadra di Chiappella perché il Vicenza ha aumentato i giri del motore. Qui l'errore di Della Morte è già una notizia. Rimessa per la Giana. Le indicazioni di Vecchi, che ha parlato anche del confronto con il Padova a distanza. Chiaramente ci sono 8 punti, ma ha detto insomma che il fatto di non poter sbagliare mantiene vivo il campionato, perché il Vicenza deve pensare a vincere, questo è chiaro, e sperare anche poi nel passo falso del Padova, ma il Vicenza sicuramente non può sbagliare. Sandon cerca la verticalità, trova Rolfini, rimessa laterale per il Vicenza. C'è spazio per Morra, si allargano i 2 attaccanti dell'Ane a fasi alterne. Adesso Morra cercato dentro l'area, bella giocata di Costa, poi Morra finisce a terra, esce Mangiapoco che avrà il rinvio dal fondo perché il pallone era uscito. Grande idea di Costa che ha sollevato il pallone, poi è arrivato Claudio Morra che ci è andato col petto. È una sorta di 3-4-3 molto mobile là davanti, perché adesso Rolfini gioca un po' più basso, Morra si è allargato. Sono un po' questi dettami tattici di Stefano Vecchi, per non dare punti di riferimento a una difesa che a livello di centimetri è abbastanza dotata come quella della Giana, e probabilmente nel gioco palla a terra o comunque nei movimenti negli attaccanti del Vicenza potrebbe andare in difficoltà, e già l'ha dimostrato in qualche modo. Della Morte trova lo spazio e va da Della Latta. Rossi, ancora Della Morte, punta Marotta, sterza, va sul mancino. Della Morte ha provato anche a farlo girare, ma poi ha trovato l'opposizione di un avversario. Cuomo, Della Latta torna indietro. Rossi, addosso a Stöckler, il pallone passa comunque. Non solo Trento-Padova, ma anche Caldiero Albino Leffe, Pergolettese Provercelli nel girone A, nelle gare delle 15. Nel girone B si sta giocando il big match tra Pescara e Ternana. Si accendono un po' gli animi intanto davanti alla panchina del Vicenza. Si prosegue poi negli altri gruppi anche alle 17:30, alle 19:45. Domani vi ricordo l'ultimo Monday Night del 2024 di Serie C, da non perdere, quello dell'antivigilia tra Trapani e Foggia. Leverbe,
Morra addirittura da play in questa azione. Buon intervento di Previtali, che sta facendo a tutti gli effetti il terzino. Previtali trova spazio dentro al campo. Nichetti gira a destra. Caffè ripunta, va col mancino addosso all'avversario, anche perché tutti i suoi compagni erano molto più avanti. Esce Rolfini, porta su un po' il Lane. Morra allarga su Zonta, si muove Rolfini, eccolo servito, la rimessa è sua. Rossi, Della Morte, stavolta non passa, trova un altro fallo laterale. Della Morte, Sandon. Morra si deve girare, ce la fa. Rossi avrebbe spazio anche per guardare la porta, va dentro da Rolfini che lo spazio non lo trova. Della Morte, lui c'è sempre. Cross basso, calcio d'angolo numero 2 per il Vicenza. Ha chiuso Previtali, che sta facendo le due fasi in modo preciso, puntuale, con tanta intensità fino a questo momento. Lui che è un terzino sta giocando a sinistra, facendo tutta la fascia, dando anche una mano dal Borghetti dietro, perché da questa parte c'è quasi sempre Della Morte. Pronto il mancino a rientrare di Pippo Costa. Qualche richiamo per Gausolino dentro l'area. Ecco il corner, secondo palo. Un rimpallo che stava diventando pericolosissimo per la difesa della Giana, che è riuscita comunque a liberare Fausto Rossi. Riparte dal suo portiere, Confente. Lancio in zona Rolfini, che commette fallo su Scaringi. Colombara, Nichetti in mezzo a due, li lascia sul posto, crossa molto male, direi. Previtali di tacco, di fatto regala il pallone a Zonta per evitare il rinvio dal fondo. Marotta, come l'ha messa giù. Poi c'è la Mesta che va dentro l'area, rimane in piedi Sandon che allontana, ma la Giana insiste. Al Borghetti nella zona di Colombara, che sta facendo il centrale davanti a Mangiapoco, con appunto Al Borghetti a sinistra e Colombara a destra, pardon, e Scaringi a destra. E in fase di impostazione Marotta che va a dare una mano ai compagni dietro. Mangiapoco. È arrivato il tocco di Stöckler, che però non è passato. Rossi, sale Sandon, crossa sul petto di Morra, che la prende e la rialza. Rolfini prova a calciare, poi da lontano Sandon trova la deviazione. Altro corner per il Vicenza, che appena aumenta il ritmo fa davvero paura. Si prepara Costa e questa volta il mancino sarà ovviamente ad uscire. 6 uomini in area più Zonta al limite. Questa volta si va al centro. Zonta recupera il pallone e torna da Confente. Zonta addosso Stöckler, si prende la rimessa, fa un gran lavoro, si prende anche gli applausi del Città di Gorgonzola.
Previtali ha visto Stöckler che non ha agganciato benissimo. Nichetti, Colombara, tocca per la Mesta che deve scalare ancora dal 13. La Mesta gli chiama al movimento e lo coinvolge ancora. Scaringi, arriva Rolfini ma lui passa lo stesso. Cross da lontano, molto lontano, troppo lontano Stöckler, oscurato dall'intervento nella difesa del Vicenza. Qui arriva la segnalazione di Gausolino che ha visto un fallo su Rossi. Ha già battuto il Vicenza. Della Morte, Cuomo all'indietro, Della Latta, vede Della Morte, punta e salta Marotta, guarda la porta Della Morte, trova Mangiapoco, era molto lontano il 99, sinistro telefonato. Ha risposto presente Mangiapoco che non ha avuto problemi. Sale Cafferri da destra, recuperato subito da Pippo Costa, poi prende un po' in controtempo la Mesta. Scaringi, Cafferri, guarda Nichetti, lo trova. Arriva il cross, Stöckler addomestica il volo, ha pensato anche alla battuta di prima, dentro c'è la Mesta, ancora con un cross. Confente, la blocca lì. Prova ad uscire il Vicenza qui con Morra che si prende il fallo, ha aumentato, alzato soprattutto il pressing anche la Giana, che quando arriva in area può far male perché ha le incursioni, come abbiamo detto. Stöckler probabilmente non ha avuto il coraggio giusto per girare in porta quel pallone che sembrava fatto apposta per essere girato verso lo specchio di Confente, anche perché aveva discreto spazio per poterlo fare. Ha perso l'attimo, ha dovuto tornare indietro. Previtali in un primo momento, poi Della Latta costruisce con Rossi. Morra sta facendo tanto lavoro. Rossi va di là, Costa punta Cafferri, se la sposta e crossa e trova una rimessa laterale. C'è un problema per la maglietta di Scaringi che si è strappata davanti, si è praticamente aperta, quella del numero 47 2003 in prestito dalla Cremonese. Nella scorsa stagione ha giocato prima a Novara, poi ad Olbia. Questa è la sua seconda annata tra i professionisti. 21 anni, 10ª presenza in Serie C per Mattia Scaringi. Giana in 10 con questa rimessa da gestire, allontanata da la Mesta. Costa punta Cafferri, deviazione e calcio d'angolo per il Vicenza. Questo è il quarto corner. Rientra Scaringi e chiaramente adesso c'è bisogno di lui perché ha tanti centimetri da poter mettere a disposizione sui calci d'angolo, sulle palle inattive in generale. Costa prende la rincorsa. Batte col mancino, morbido su Zonta che prova a far sponda, poi il pallone che rimane lì, Stöckler allontanato.
Rimessa per la Giana, qui grande intelligenza nella giocata di Alborghetti. Si è rotta ancora la maglietta di Scaringi, che forse la deve proprio sostituire. Ci hanno provato con del nastro adesivo, ma probabilmente anche per le temperature non regge molto. Adesso si toglie proprio la maglietta Scaringi, arriva quella nuova e così dovremmo aver risolto. Di testa Previtali, Marotta svirgola il pallone sul petto di Rolfini, Della Latta finisce a terra, la riprende Rolfini, Rossi suolata all'indietro verso le Verb, Sandon sta per andarsene la prima mezz'ora. 0-0 tra Giana e Vicenza, almeno un'occasione importante per entrambe in questi primi 30 minuti. Scaringi è rientrato con la maglietta nuova, ha fatto anche il fallo sul Cobra Rolfini. Sarà calcio di punizione per il Vicenza e questo è interessante. Dillo che vuoi vincere il Vicenza! Balordo! C'è Costa, ovviamente come sempre c'è Cafferri in barriera. Adesso va a dargli una mano anche la Mesta, ne mette due, mangia poco. Costa o Della Morte per il cross, o forse anche per la porta, vediamo. Parte Costa, cross sul primo palo, mangia poco, c'è, prova a lanciare subito la Mesta, il pallone è passato ma Marotta era da un'altra parte. Confente sbaglia, cade, poi da lontano il pallone sul palo e si salva il Vicenza. Confente ringrazia, la prende, fa ripartire i suoi. Che brivido per la difesa dell'Ane. Occhio dall'altra parte però. Calcio d'angolo per il Vicenza. La partita sta salendo di livello, o meglio, sta salendo nelle emozioni. Qui è scivolato Confente, poi da qui non si capisce, ma insomma il pallone è arrivato sul palo. Quinto corner per il Vicenza dopo poco più di una mezz'ora. Giana un passo dall'1-0. Penso abbia calciato Nichetti, pescando poi il palo. Costa sul secondo palo, palla che si spegne sul fondo. Sarà rinvio per il portiere della Giana. Eccolo qui, lo rivediamo, il pallone che è arrivato nella zona di Mangiapoco, pardon, di Montipò, che ha preso il palo, poi si è disperato per l'errore, la porta che era totalmente libera. Confente che era scivolato, insomma una grandissima occasione. Attenzione perché c'è un uomo a terra, è del Vicenza. Si tratta di Leverb, probabilmente ha un problema muscolare. C'è bisogno del cambio. Questo è il gesto di uno dei sanitari verso la panchina di Stefano Vecchi. Non ce la farà, immagino, il francese a continuare, lui che le ha giocate tutte fino a questo momento e tutte da titolare. Ha segnato anche un gol contro l'Albino Leffe.
poi ha fatto un'autorete contro l'Alcione, arrivato dal Pisa, dove lo scorso anno non ha avuto tanta continuità, 14 presenze in Serie B per l'ex Benevento e Chievo, nato a Villepinte in Francia, passato poi anche da Ajaccio e approdato in Italia, il vivaio della Samp. Nel 2016 si prepara Giuliano Laezza, entrerà lui al posto di Maxime Leverbe. Questo è il primo cambio forzato per Stefano Vecchi, dentro Giuliano Laezza al posto di Maxime Leverbe, che non ce la fa, problema muscolare per lui. E come detto, primo cambio obbligato per il Vicenza. Ecco Leverbe che esce dal campo, viene ufficializzata anche la sostituzione. Cambio per il Vicenza, esce il numero 6 Leverbe per il numero 23 Laezza. Dentro Giuliano Laezza, 11ª presenza per lui, l'ultima era stata il 17 di novembre contro la Pro Vercelli, poi l'infortunio al piede e 3 panchine di fila. Ex Reggiana e Avellino, Giuliano Laezza, classe 93. Il fallo di Pippo Costa sarà calcio di punizione per la Giana, che ha una buona opportunità. Questa è l'ostruzione di Costa, neanche così vigorosa, insomma si è disinteressato del pallone, probabilmente è stato punito questo da Gausolino. Si prepara la Mesta, che chiede anche il rispetto delle distanze a Della Morte, che è l'unico in barriera. Si muove Cafferri, la Mesta va dentro l'area, Sandon allunga in calcio d'angolo per la Giana, e il terzo. Andrà sempre la Mesta. Stavolta forse lo scambio corto con Cafferri, che si allontana un po' ma rimane in zona. Eccolo. Cafferri sposta sul destro, dentro. Poi arriva Marotta, che alza il mancino troppo sopra la traversa di Confente. C'è un calcio di punizione per il Vicenza. Ha ravvisato un fallo. Da Gausolino. Nichetti. La Mesta. Apre bene da questa parte Previtali. Rischia tanto, ma comunque con un gioco di gambe quasi involontario ce la fa a passare, finisce a terra. Giallo per Zonta. Primo ammonito di questa gara Loris Zonta per questo fallo su Cafferri, anzi su Previtali, perché era partito il 26. Ricordiamo Laezza diffidato nel Vicenza. Per quanto riguarda la Giana invece a rischio c'è Ballabio, che per il momento è in panchina. Pronto la Mesta. Non ancora, riprende la rincorsa al numero 10. Eccolo che parte.
Arriva il pallone dentro, Stöckler non salta nemmeno. Adesso si di testa al Borghetti, Previtali. Hanno provato un po' tutti, poi Costa ha sistemato la situazione tornando indietro con fente. Fa ripartire Sandon. Colombara allontana, trova la Mesta che mette giù il pallone. Cafferri in quella zona rischia, ma il triangolo si chiude. No, perché il campo era finito. Il lancio nella zona di Della Morte, poi Cuomo che adesso sta facendo il centrale con la Ezza a destra e Sandon a sinistra. Trovato Rossi, sbaglia qui la giocata Rossi. Il pressing di Nichetti. Morra mette giù bene il pallone, Zonta prova a crossare, Nichetti fa uscire la Giana, Stöckler, fatto fallo. Vorrebbe anche il giallo Giuliano Laezza per la gomitata di Stöckler, poi qui Fausto Rossi ha rischiato di colpire il direttore di gara. Causolino sai che è spaventato, anche perché aveva già fischiato, quindi aveva fermato il gioco. Mi sembra di aver capito che Causolino ha detto a Fausto Rossi, che si stava scusando per la non volontarietà, ha detto: lo so che non l'hai fatta apposta, però si è messo un po' di paura Causolino, che adesso si è ripreso dallo spavento. C'è calcio di punizione adesso per il Vicenza. Rimessa per il Lane in zona avanzata, molto interessante adesso, perché può stare lì la squadra di Stefano Vecchi. Rossi, Della Morte si gira e crossa, diventa pericolosissima e attraversa tutto lo specchio di porta. Si salva la Giana da questo cross deviato di Della Morte, stava per entrare in porta. In testa Nichetti, la Mesta, Costa, cross di Sandon, deviato, e allora Zonta. Rossi, ancora Zonta, Giuliano Laezza, avanza lui, poi va addosso a Marotta. Una giocata non molto lucida quella del numero 23. Qui rivediamo la deviazione di Marotta, il pallone che non è andato molto lontano dal palo dopo il cross di Della Morte. È buona questa per Della Latta. Fa salire Sandon, insiste il Vicenza in questo finale di primo tempo, mancano meno di 3 minuti. Costa prova a mettere il turbo addosso a Cafferri, rimessa sua, continua da lì il Lane. Della Morte finisce a terra, Cafferri trova la rimessa laterale e anche un po' d'ossigeno per la sua squadra, che stava soffrendo un po' l'iniziativa negli ultimi minuti del Vicenza.
La battuta su Stöckler che non riesce ad arrivarci, ma in qualche modo comunque dà una mano, perché la Giana ha un altro fallo laterale un po' più avanti nella metà campo avversaria. Ancora Stöckler a lottare con Sandon, finisce a terra. Nichetti a dar fastidio a Rolfini. Punizione per il Vicenza, il fallo di Nichetti. Siamo nell'ultimo dei primi 45 minuti, vedremo poi quanto recupero verrà dato, penso almeno un minutino per la sostituzione e qualcos'altro. Penso verrà dato, quindi il Vicenza ha ancora questa buona opportunità, finito a terra Zonta. Si tiene la nuca, devono entrare ovviamente i sanitari quando c'è un colpo in testa. Della Morte è già pronto, però prima bisogna scongiurare qualsiasi pericolo per entrambi i giocatori. 3 minuti di recupero che partiranno insomma dal momento in cui batterà il calcio di punizione. Due uomini a terra, gioco fermo, Costa che parla con Gausolino, chiede un po' di lumi sulla situazione, su come verrà recuperato il tutto. Adesso Zonta prova a rialzarsi, quantomeno a mettersi seduto, perché evidentemente il colpo è stato abbastanza forte sulla nuca del numero 29. Si rialza anche Previtali. Previtali si è rialzato, si è rimesso in piedi da solo, ha anche camminato, quindi insomma la situazione sembra essere rientrata. Qui un bel turbante per Loris Zonta, questo colpo subito. Si prepara Costa, 10 contro 10. Ecco la battuta, Marotta ad allontanare. Sono anche cominciati i minuti di recupero che erano stati messi in stand by. Il cross di Rossi arriva mangia poco. Chiede calma adesso il portiere della Giana, non c'è bisogno di velocizzare, stiamo andando verso la fine del recupero di questo primo tempo. Per la Giana ovviamente può andare bene anche lo 0-0 in questa prima fase. Di prima Montipò non ha trovato il corridoio per tornare dal compagno. Della Morte non ci arriva. Nichetti si fa vedere, Zonta è rientrato con il turbante per evitarli davanti a lui. Alborghetti, la Mesta. Se ne sono andati i 3 di recupero, ma come detto penso verranno prolungati almeno di un altro minuto. Della Morte non supera il secondo avversario. Marotta prova ad ispirare Montipò, era una gran palla ma era anche molto difficile controllarla. Il pressing alto della Giana con l'uscita palla del Vicenza che tenta
di uscire pulito dalla propria area di rigore. Passa Zonta, si è ripreso. Palla in verticale su Rolfini che entra in area e poi aspetta. Della Morte riceve, sposta Della Morte. Ha provato a chiudere il sinistro, l'ha chiuso troppo sul primo palo. Palla sul fondo. Bella giocata però come sempre di Matteo Della Morte, sterzata. Controllo e poi sinistro. Di poco accanto al palo. Mangia poco. Calcerà lungo verso gli attaccanti. Finisce qua il primo tempo. Al 50esimo ancora 0-0 tra Giana e Vicenza. Super spot. Non sono ancora rientrate le due squadre, siamo un pochettino in ritardo qui a Gorgonzola sulla tabella di marcia, anche perché nel primo tempo, proprio per l'infortunio di Leverb, che poi è stato sostituito dalla Ezza, si sono persi almeno un paio di minuti che sono poi stati recuperati. Quello che vi possiamo anticipare è che, lo vedete anche nell'inquadratura, si sta scaldando Raul Talarico, che potrebbe andare a prendere il posto magari di Zonta a destra perché può fare l'esterno, oppure andare a rinfoltire il centrocampo. E lui tra le riserve che sta intensificando le operazioni, perché immagino entrerà proprio all'intervallo. Rientra il Vicenza per primo. Eccoli qui i giocatori in maglia nera, quelli dell'Ane. Arrivano anche quelli della Giana. Davanti a tutti c'è Alborghetti, arriva anche la squadra arbitrale con Simone Gausolino, che sta dirigendo bene questa partita. Non ci sono stati episodi particolarmente difficili, ma una gestione attenta, oculata, giusta fino a questo momento. Vediamo un po' quale sarà il cambio di Vecchi, se congelerà magari la sostituzione o la farà subito. Talarico, come detto, è pronto. A giudicare dal movimento dalle parti della panchina del Vicenza, penso sia pronto ad entrare. Eccolo qui. Si toglie la casacca Talarico, che entra al posto di Zonta. Di fatto questo è il secondo cambio. Poi entra anche Zamparo al posto di Claudio Morra. Cambia anche in attacco Vecchi. Fino adesso ha utilizzato 3 cambi. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo. Talarico che tocca il primo pallone della sua gara. Lo stesso Vicenza, fallo conquistato dalla squadra di Vecchi. Sandon vede Costa, pallone alzato nella zona di Rolfini, che ne ha approfittato anche per cambiare scarpini, se non ho visto male. C'è stato anche qualche problema appunto con il terreno di gioco, perché Confente è scivolato e proprio per questo ha regalato un pallone, poteva essere letale, a Martin Montipò. Scaringi
Fa un grande regalo qui a Della Morte, che sterza. Della Morte incrocia questa volta al sinistro, troppo debole, Mangiapoco la prende. Una grande occasione per Della Morte, anche lui ha cambiato gli scarpini perché in quella zona di campo evidentemente c'è bisogno, proprio per quello che vi dicevo prima. Attenzione adesso ai rinvii, Mangiapoco si prepara. Palla prolungata per Stöckler che va a lottare. La Mesta allarga di qua, c'è Cafferri, arriva il cross sul secondo palo, Previtali perde l'attimo per rimetterla subito al centro. Sterza adesso, La Mesta fa rimbalzare, controllo non felicissimo, però è ancora buona per la Giana. Marotta conserva la rimessa laterale. Arriva il Borghetti per la battuta. Va lungo dentro l'area verso Montipò. Marotta prova a metterci il piede Previtali, che poco fa ha avuto una grande occasione per gestire meglio quel pallone dentro l'area. Mangiapoco va proprio da lui, ma fuori gioco di Previtali. Pronto Laezza, lui che è entrato al posto di Leverb nel primo tempo per l'infortunio del numero 6. Rolfini, Zamparo. Scaringi chiude dopo la finta del numero 30. Arriva Costa per la rimessa laterale. Costa batte anche lui dentro l'area. Zamparo prova a girarsi, poi viene fermato. Cafferri, chiuso proprio da Zamparo. La rimessa laterale ovviamente della Giana, con Scaringi che si prende il suo tempo. E batte su Stöckler. Montipò è uscito in qualche modo. È arrivato il fischio di Gausolino che ha visto il fallo sul numero 8. La Mesta lascia la battuta a Nichetti. Ottava presenza per Nichetti, che si è aggiunto in corsa alla squadra di Chiappella. È arrivato a novembre, fino adesso le ha giocate tutte, ex Alessandria ed Albino Leffe. 199 presenze con la maglia blu celeste, mentre Stöckler ha conquistato un ottimo calcio di punizione. Il fallo di Laezza, che ha cinturato, ha abbracciato, forse un po' troppo Stöckler per i gusti di Gausolino, e quindi punizione interessantissima. La Mesta è pronto, non c'è solo lui. C'è anche Nichetti, ma penso che forse anche per gerarchia sia più pronto la Mesta. Superato le 100 presenze con la maglia della Giana. Il coccodrillo di Costa, 4 in barriera per Confente. Fischia Gausolino, si può andare, parte la Mesta sulla traversa che salva il Vicenza. Era una punizione quasi perfetta quella del numero 10. Ha preso la parte alta della traversa Alessandro La Mesta, non segna da 2 mesi, l'ultimo gol il 25 ottobre contro il Novara. Terzo anno per lui alla Giana dopo tanta esperienza in Serie D.
Ha giocato soprattutto a Caravaggio, dove ha superato le 200 presenze con la squadra bergamasca dal 2014 al 2021, e poi la Giana, come detto, dove ha superato invece il centinaio. Ripartirà da Mangiapoco la Giana con il supporto del pubblico che cerca di farsi sentire. Si sentono più che altro tifosi in curva del Vicenza nel settore ospiti. Prova l'apertura Montipò. Della Latta di testa, Marotta rischia tanto, poi in qualche modo conquista il calcio di punizione. Gli è andata bene, diciamo, in questo caso, perché stava rischiando di perdere un pallone molto pericoloso. Altra rimessa sul lavoro di Stöckler, che comunque rimane un elemento di disturbo per la difesa del Vicenza. E qui al Borghetti non riesce a trovare nessuno sulla linea. Occhio alla progressione di Zamparo, il regalo per Rolfini dentro l'area. Rolfini mangia poco, dice di no, e Rolfini si dispera, perché questa era una grandissima occasione per l'1-0. Qui il regalo di Scaringi, ha combinato un pasticcio. Poi Rolfini, e Mangiapoco non sa nemmeno lui come sia riuscito a cadere sul pallone prima che questo passasse. Lancio corto di Marotta. Attenzione ancora a Rolfini, Colombara questa volta la prende, preferisce calciar via per evitare qualche pericolo. Marotta conquista la punizione, che dà un po' di ossigeno alla Giana. Stöckler, Montipò, poteva forse tornare da lui, ma era molto complicato perché aveva addosso l'avversario. La Mesta dentro al campo per Cafferri, che non riesce ad agganciare, poi Marotta calcia via, ma era tutto fermo. Il possesso del Vicenza, che va sempre a cercare Zamparo. La rimessa però in questo caso è della Giana. Con calma il Borghetti, dopo minuti veramente tanto intensi. Batte in avanti. Sulla testa di Montipò, altra rimessa. Arriva sempre al Borghetti, titolare anche in Coppa mercoledì contro l'Avellino, arrivato dal Desenzano Calvina. E qui se la cava in qualche modo il Vicenza, che si prende questa rimessa laterale. Sandon aveva rincorso il pallone da lontano, ma era molto lontano per poterci arrivare. Arriva Costa per la rimessa laterale. Della Latta si volta e torna da Cuomo. La Mesta rischiava di rubare un buon pallone, poi commette fallo su Zamparo. Adesso si stanno perdendo un po' i dettami tattici da una parte e dall'altra. Talarico crossa da lontanissimo e anche molto molto male.
19 minuti contro il Trento per Raul Talarico, ha fatto gol contro l'Atalanta Under 23 in campionato, è un classe 2002. Lo scorso anno ha trovato sicuramente più spazio da quando è arrivato Vecchi, che lo utilizza per lo più da esterno destro. Ha avuto anche qualche infortunio, aveva fatto già un gol. Rossi va proprio da Talarico, punta Previtali, sottrae il pallone e lancia Stöckler. Vediamo se ci arriva. Sì, ma chiuso da Laezza, che la mette in fallo laterale. Marotta deve lasciare la battuta a Previtali. Batte al Borghetti, dentro l'area Montipò, diventa buona per Stöckler che l'ha presa, poi la rimette lì, non passa Nichetti. Occhio perché esce Illane con il lancio sbagliato di Fausto Rossi. Zamparo torna da Rossi, che adesso apre bene di qua. Costa alza la sfera, però Sandon si è fermato e quindi chiaramente non può arrivarci. Cafferri, ancora lui, Lamesta, un po' di spazio per Nichetti che lancia su Montipò. Marotta con il petto, pensato di calciare direttamente in porta, poi Cafferri ha visto Stöckler, però deve allargare su Previtali. Va sul mancino, poi torna sul destro. Marotta prova il pallone dentro per il destro, tentato da Cafferri, arriva Previtali, calcio di rigore. Rigore per la Giana. Momento che può cambiare la partita, il fallo su Previtali l'ha commesso Rossi, ha indicato subito il dischetto. Gausolino che ha visto il pestone, da qui non si capisce. Sì, è arrivato Fausto Rossi, però è veramente molto complicato, il contatto sicuramente c'è stato. Poi insomma bisognerebbe capire l'intensità. Vediamo chi si prende la responsabilità di calciarlo, penso proprio Stöckler. Lamesta rimane lì perché comunque sono loro due i rigoristi. Forse la decisione non è ancora completa, vediamo chi effettivamente va a tirarlo. Mi sembra Stöckler il maggiore indiziato. Allora, per Stöckler 1-1 fino a questo momento in campionato su calcio di rigore. Lo ha segnato contro l'Union Clodiense battendo Manuel Gasparini. Oggi si trova davanti con Fente, però poi lascia il pallone a Lamesta e allora sarà lui a batterlo. 4-4. L'ultimo l'ha fatto il 25 ottobre contro il Novara, e proprio da quel momento non ha più segnato lui, che i gol li ha fatti tutti su calcio di rigore. 61esimo, parte Lamesta, calcia altissimo e sbaglia il calcio di rigore del possibile 1-0. Primo errore dal dischetto, forse nel momento più importante. Lamesta fallisce il rigore del vantaggio per la Giana, esulta con Fente, si rimane 0-0. Battuto molto male Lamesta. Occhio però ancora la Giana con Montipò.
Stöckler prova a lottare, calcio di punizione. Adesso si accendono gli animi. Questa è una punizione interessante, la Mesta rimane lì, si riprende il pallone e Marotta va anche un po' a rincuorarlo. Della Morte riporta calma, qui Montipò. La prospettiva qui per la Mesta è veramente interessante dopo il calcio di rigore fallito. C'è anche la possibilità di uno schema, ci sono 3 uomini in barriera. Adesso ne rimangono 2, Della Latta e Rolfini, con Della Morte che va a prendere in consegna Cafferri. E immagino sarà uno schema per la Giana. È pronto la Mesta, va col mancino in porta che non scende, non al momento giusto. Ha avuto tante occasioni Alessandro La Mesta fino a questo momento. La traversa su punizione, il calcio di rigore è fallito e poi questa punizione che era un'altra grande occasione. Il pallone qui non è arrivato precisissimo dalle parti di Confente. Ancora La Mesta. Comunque sta cercando di reagire, lo fa bene con questa giocata perché siamo ancora 0-0, la partita è ancora molto lunga. Al momento è veramente molto bella. Cafferri, posizione regolare dentro Montipò, ma era tutto fermo. È partito al di là Cafferri rispetto alla linea difensiva del Vicenza, che si è accorto, e soprattutto si è accorto l'assistente. Fuorigioco di Cafferri prima della chance capitata sul piede di Montipò. Michetti, qui Stöckler è rimasto piantato a terra. Costa, c'è da dire che comunque la Giana ha reagito in generale nonostante il rigore fallito. Si è creata una serie di occasioni molto importanti e Vecchi chiede ai suoi di riportare sul pallone. Ecco quindi il lancio verso Zamparo che però fa scorrere. E allora arriva Mangiapoco. La Mesta di testa. Poi di testa anche Colombara, Alborghetti, Previtali. Montipò è troppo lontano. Occhio ai disimpegni del Vicenza che già nel primo tempo ha regalato a Montipò un pallone interessante. Poi arriva la Mesta per fermare Rolfini che se la prende con lui, lo indica il Cobra. Situazione già rientrata, ma insomma gli animi adesso si sono accesi perché sono partite, è una partita questa importantissima per entrambe, per motivi diversi, per l'alta classifica per il Vicenza, per evitare play out. Per la Giana arriva il cross di Costa, Della Morte. Della Latta non riesce a passare, poi Marotta si prende il calcio di punizione. Arriverà Montipò per la battuta. Io ne approfitto ancora per ricordarvi che la Serie C nel 2024 termina domani con il Monday Night Trapani Foggia, poi si riprende dopo una settimana e mezza, dopo le feste, il 4 di gennaio con il turno della Befana dal 4 al 6. Tante emozioni su Sky Sport, chiaramente tutte da vivere insieme
alla Serie C. È tutto quello che regala ogni settimana, con gli spunti, le grandi giocate. Entra Rauti. Nel frattempo dentro anche il numero 7. Colpo di testa di Zamparo verso Rolfini, che non può arrivarci. Rauti che ha preso il posto di Della Morte, non è riuscito ad incidere. Dentro quindi il numero 7. Vedremo se riuscirà invece lui a cambiare il corso di questa partita. Rauti che dal punto di vista realizzativo è tornato sui livelli di 3 anni fa col Pescara. Giallo intanto per Mangiapoco per perdita di tempo. Primo ammonito nella giana il portiere dei gorgonzolesi. Sette gol per Rauti in totale, 4 in campionato, 3 in Coppa Italia. Stöckler, dopo il tacco di Montipò, diventa buono ancora per lui perché è scivolato Talarico. I problemi con la tenuta dei tacchetti del terreno di gioco ci sono ancora. Nichetti allarga la zona di Previtali, punta, sposta, crossa dentro l'area. E il fallo di Montipò che si prende il cartellino. Giallo anche per lui. Secondo ammonito nella giana nello spazio di un paio di minuti per il fallo commesso su Pippo Costa. La battuta di Confente, colpo di testa di Nichetti. È la bella giocata di Montipò per Stöckler. Fallo ancora da parte del numero 19, richiamato da Gausolino, che devo dire in tutte le decisioni, adesso gli va dato atto che siano giusto o sbagliate, però è molto deciso, molto determinato, e questo è un bene assolutamente per un arbitro che sta cercando quantomeno di mantenere gli animi non troppo caldi e sta mantenendo le redini della partita dal punto di vista emotivo. Talarico, cross addosso dal Borghetti, rimessa laterale per Illane. Arriva il cross di Rossi verso Della Latta. Mangiapoco la prende, ancora una volta la inchioda a terra. Questo colpo di testa era abbastanza angolato, non troppo, ma comunque. Ci è arrivato il numero 22. Stöckler ha gestito un ottimo pallone, Montipò torna da Marotta. Nichetti va indietro. La Mesta, di testa troppo complicato per Cafferri, quindi Costa per la battuta della rimessa laterale. Cuomo. Al Borghetti. Bella giocata per Rauti che apre su Rolfini. Continua in possesso la Giana, anche se probabilmente se il pallone si fosse perso sarebbe stato calcio di punizione per la squadra di Chiappella, che sale con Scaringi. Allarga su Cafferri. La Mesta preferisce ragionare. Ancora la Mesta, verticale. Stöckler però
è in fuorigioco. Si prepara Confente. Rauti che non ci arriva nemmeno adesso. Talarico, Della Latta, Rossi, ancora Rauti. Il suo cartellino è sempre del Toro. Nel 2021 esordì anche in prima squadra in Coppa Italia, il torneo nazionale contro la Cremonese. Diede il cambio a Belotti, insomma. Gettone importante per lui, nato a Legnano, lo scorso anno era in Serie B con il Südtirol, segnò anche un gol, passato giocato alla SPAL, Pescara, Palermo, anche a Monza. Pescara 3 anni fa segnò 6 gol, complessivamente quest'anno ha superato quella soglia. Nicola Rauti. Allontana la Ezza, Rolfini non passa, ne ha 2 addosso, è molto complicato. E la Giana si prende questo calcio di punizione a poco più di un quarto d'ora dalla fine, con una situazione di classifica che vede il Padova scappare a più 10 perché sta vincendo 1-0 sul campo del Trento. E Giana che in questo momento sarebbe a quota 21. Deve lottare qui Zamparo, tutto regolare, l'ha recuperata Cafferri. Si lamenta intanto Zamparo con l'assistente, ma si continua. Scaringi. Arriva il lancio per Stöckler, dentro l'area, si gira Stöckler, Cafferri crossa addosso alla Ezza, ma trova il calcio d'angolo. Calcio d'angolo numero 4 per la Giana, ne ha battuti 5 il Vicenza nel primo tempo. Questi sono i tifosi del Vicenza, veramente una bella cornice in questo pomeriggio a Gorgonzola. Movimenti al centro, arriva il pallone, poi Confente la presa, ma era già uscita. Allora ancora calcio d'angolo, diventano 5 anche per la Giana. Adesso forse ci sarà lo scambio corto perché sta arrivando Cafferri. Batte la Mesta, sempre sul primo palo, fallo su Talarico e punizione per il Vicenza. Pronto Confente, di testa la Mesta che ha fallito il calcio di rigore del possibile 1-0. Poi col petto Rossi, scivola anche lui, però il pallone arriva a Rauti. Costa dentro per la rovesciata di Zamparo. Mangia poco, prende anche questa. Grande acrobazia, grande chance per Luca Zamparo. Due gol e 3 assist per il numero 30 del Vicenza, che segnò all'andata contro la Giana, poi
segnò anche contro il Renate, non fa gol da poco meno di 3 mesi l'ex Reggiana, Padova ed Entella. Fallito anche un calcio di rigore. Buona per Stöckler, dentro l'area, questa volta non c'è nulla. Secondo Gausolino. Rossi fa uscire Lane. Spazio a sinistra per Sandon, che ha visto il movimento di Zamparo. Con calma costruisce la Giana. Lancio verso Montipo con il petto Cuomo, non ha problemi. Alla testa di Alborghetti, poi Zamparo la riprende, la perde subito. Talarico arriva in suo aiuto, tutto regolare, si continua con un uomo a terra, cross dentro Zamparo, la sfiora e basta con il ciuffo. E adesso il pallone messo fuori sportivamente dalla Giana per soccorrere l'uomo che è rimasto a terra. Questo è l'intervento su Stöckler, diciamo che l'ha cercato il contatto più che averlo effettivamente subito. Adesso vediamo le indicazioni che va a prendere Fausto Rossi da Stefano Vecchi. E qui probabilmente è stata una sbracciata, qualcosa che ha provocato un problema al giocatore della Giana. Pronto Freddy Greco che prende il posto di Fausto Rossi. Dentro dunque anche Greco, quinto cambio perché è entrato anche Rauti. Esaurite le sostituzioni per Stefano Vecchi, che ha cambiato così la sua squadra. Adesso Rauti gioca un po' più largo, Freddy Greco in mezzo al campo, anche se pure lui è un esterno adattabile. Ha giocato una decina di minuti contro il Trento, è stato sempre subentrante nelle ultime 3. Freddy Greco. Si prepara Mangiapoco all'80° minuto, 0-0 ancora tra Giana e Vicenza, che resiste al Città di Gorgonzola. Intervento di Previtali su Talarico. Batte con calma la Giana, che chiaramente può anche accontentarsi del pari, ma ricordiamo, ha un calcio di rigore fallito con la Mesta. La testa di Zamparo, arriva Talarico, commette un altro fallo. Altri cambi adesso per la Giana, entrano in 2 Pinto e De Maria. Pinto entra al posto di Lamesta. Applausi lo stesso per Alessandro Lamesta, nonostante il calcio di rigore fallito, ha fatto tanto lavoro. E c'è anche Scaringi ed entra De Maria.
Adesso la mediana della Giana è ridisegnata con 3 centrocampisti, ma c'è un grande uomo d'esperienza. Uno si chiama Marotta, l'altro si chiama Pinto, ce ne sono 2 insieme anche a Nichetti, insomma formano un trio abbastanza affidabile. Qui Mangiapoco non si fida, allora mette il pallone in out. Otto e mezzo al termine, la battuta dentro l'area, Nichetti allontana, Talarico ancora, ricrossa, c'è solamente Marotta ad allontanare Sandon. Greco, Rauti, punta l'avversario, rischia di cadere, allora Freddy Greco gli dà una mano. Finta il cross, lo mette adesso e Talarico ha prolungato un pallone che era molto invitante ma l'ha messo sul fondo. Si prepara Mangiapoco. Ragazzo che era rimasto in panchina nelle ultime 3 di campionato, poi ha giocato bene contro l'Avellino e si è guadagnato la titolarità oggi, ex portiere della Pro Palazzolo e del Ponte San Pietro. Pinto fa viaggiare la Giana a sinistra, è passato il pallone per Stöckler che finisce a terra, arriva il giallo per Laezza, era anche diffidato. Salterà il prossimo match Giuliano Laezza. Prossima giornata che metterà di fronte il Vicenza e la Pergolettese, chiaramente a gennaio. Giana che invece ripartirà nel 2025 con la trasferta di Busto Arsizio sul campo della Pro Patria. Attenzione adesso ai saltatori della Giana. Arriva la battuta dentro per Alborghetti. Pinto, De Maria non riesce ad agganciare qui Nichetti e allora la rimessa è per il Vicenza. Pinto di testa, Cuomo mette giù Nichetti, fase di stallo del match, entrambe sono in attesa alla ricerca di un episodio, in attesa di un errore del proprio avversario. Pinto, De Maria guarda nel mezzo dell'area, Confente la fa sua. Freddy Greco sbaglia, regala il pallone a Montipò, poi qui c'è il fallo, anzi no, si continua. Cafferri si è rialzato, poi se l'è ripresa Freddy Greco che adesso ha 2 uomini addosso, in qualche modo passa, sì, diventa buona per Zamparo. Fallo questa volta sì sul numero 30, Pinto viene richiamato alla calma da Gausolino. È pronto Pippo Costa per l'ennesimo traversone, anche se qui siamo molto più lontani di prima.
86esimo che fra poco se ne andrà. Ecco Costa. Arriva il colpo di testa di Alborghetti che mette il pallone in fallo laterale, in qualche modo allontana, ma non troppo perché il Vicenza rimane lì. Talarico va dalla Ezza, gioca in una posizione molto più offensiva adesso il 23. Talarico, nuova chance per crossare, Zamparo non riesce a metterci la testa. Costa prova a cercare la Ezza dentro l'area, anticipato. Talarico mette giù molto bene, finisce a terra, tutto regolare anche qui. Greco, Costa, Greco, Della Latta, altro cross, colpo di testa di Rolfini, poi al volo ci ha provato Della Latta. Con calma, mangia poco, l'idea di base penso che adesso sia questo, sia mantenere il risultato prima di tutto per la Giana. Non è la stessa idea del Vicenza, che invece vorrebbe vincerla questa partita, ma insomma ha reso al di sotto delle proprie possibilità questo pomeriggio la squadra di Stefano Vecchi. Si è rialzato Montipo, ragazzo d'origini islandesi, re di Coppa mercoledì. L'aperta e la chiusa lui, in mezzo ai gol di Renda. Nichetti. Zamparo non arriva bene sul pallone, ma si prende il calcio di punizione. E adesso la Ezza chiede ai suoi di andare su perché batterà lungo, perché manca sempre meno. Ecco il pallone che arriva. Rauti va a dar fastidio, costringe Cafferri a mettere in fallo laterale. Ferma tutto Causolino, ci sono due palloni in campo, adesso si può giocare, siamo nell'ultimo dei 90 minuti, poi ci sarà il recupero. Costa dentro l'area, colpo di testa di Zamparo per Freddy Greco, rinvio dal fondo per la Giana che respira. Mangia poco, come sempre pronto al rinvio dal fondo. Sta per esaurire anche il 90esimo, 4 di recupero al Città di Gorgonzola, ancora tutto aperto. Vediamo se una delle due ha più voglia di vincerla. Stockler aspetta De Maria, conserva il calcio d'angolo numero 6 della partita per la Giana. Tornano tutti quelli del Vicenza, salgono tutti invece quelli della Giana, che manda su le torri. Arriva il corner sul primo palo, allontanato semplicemente dalla difesa del Vicenza. Adesso il Lane ha una rimessa
in zona avanzata quando sta per andarsene il primo dei 4 di recupero, risultato ancora bloccato sullo 0-0. Per la cronaca, Trento-Padova è finita in 10 contro 10, 0-1, vincere il Padova, è finita anche la Pergolettese, 1-0 sulla Provercelli. Albino Leffe in vantaggio di 2 sul Caldiero nonostante l'uomo in meno. Stöckler di testa. Confente. Cafferri rilancia. Confente. Sempre in quella zona, ma i movimenti fino adesso sono pochi. L'intesa con i rilanci del portiere non è ottimale, ma il Vicenza ha conquistato comunque questo fallo laterale. E arriva chiaramente Costa quando siamo a metà del recupero. Costa finisce a terra e questo è un ottimo calcio di punizione, soprattutto per il minuto in cui siamo, che è il 93esimo. Anche qui arrivano un po' tutti. Pippo Costa con la fascia al braccio dopo l'uscita di Fausto Rossi. Prepara e chiama lo schema. La concentrazione del 32. Ha fischiato Gausolino. Parte Costa. Nella terra di nessuno, erano tutti sul secondo palo, lui ha battuto verso il centro. Freddy Greco. Salta Stöckler, poi allarga ancora per Costa. Gran sterzata anche del 32, cross morbido con il destro dentro l'area. Rolfini colpisce alto. La girata del Cobra che è finita alta, mancano poco più di una trentina di secondi. Adesso la Giana immagino che abbia voglia semplicemente di conservare questo tipo di risultato. Mangia poco, pronto alla battuta. Arriva di testa Cuomo. Poi Rauti, diventa buona per lui, scade anche il 94esimo. Finisce a terra Rauti, ma non c'è più tempo, finisce 0-0. Giana Vicenza con qualche polemica, qualche animo che si accende. Arriva Gausolino e cerca di tranquillizzare tutti. Nessun gol, finisce così Super Spot. Nessun gol a Gorgonzola, arriva al terzo pari nelle ultime 5 partite di campionato per la Giana. Vicenza che torna a muovere la classifica anche in trasferta, però perde terreno rispetto al Padova che sale a più 10 sul Vicenza. Il calcio di rigore fallito da Lamesta che poteva regalare l'1-0 alla squadra di Chiappella, che comunque conclude con un punto fondamentale per salire a quota 20 il proprio 2024 dopo l'impresa contro l'Avellino e la semifinale di Coppa Italia Serie C conquistata. Un'altra mezza impresa contro una squadra di altissimo livello come il Vicenza. Finisce qui l'anno di entrambe. E chiaramente vi ricordo che la Serie C tornerà dopo il Monday Night di domani tra Trapani e Foggia, tornerà nel 2025, il 4 di gennaio riparte il
campionato dalla seconda giornata del girone di ritorno. Grazie da Alessio Colombo, in anticipo anche gli auguri di buone feste a tutti e a risentirci a presto con la Serie C. Buon proseguimento su Sky Sport.